La maratona di bilancio più lunga della storia della Regione Veneto, 5 settimane, 13 sedute e l'approvazione che arriva al termine dell'ennesima ultima battaglia di Palazzo Ferrofini alle 3 di notte. La più sospirata delle votazioni mette a referto 33 voti favorevoli e 17 contrari. Diventa ufficiale il bilancio di previsione 2015, arrivato in pesante ritardo e costellato da polemiche infuocate, lotte fratricide in maggioranza e proteste della minoranza. Ultima in ordine di tempo, la provocazione del consigliere Pietrangelo Pettenò, che proprio ieri aveva piantato una tenda al centro dell'emiciclo di Palazzo Ferrofini per stigmatizzare la lentezza dei lavori. Una manovra da 12 miliardi di euro, 9 miliardi di entrate da riscossioni tributarie, mutui, operazioni creditizie, fondi comunitari, alienazioni, riscossioni di crediti, trasformazione di capitale e trasferimenti. Sul fronte della spesa, i 2/3 del bilancio sono dedicati alla sanità, che impegna 8,4 miliardi di euro, e al sociale, ma ci sono importanti stanziamenti anche per le piccole imprese, la salvaguardia del territorio, la laguna di Venezia. Eppure le polemiche non mancano nemmeno dopo che il bilancio viene approvato. Sotto accusa la legge di stabilità, licenziata 2 ore prima del bilancio e lievitata da 6 a 66 articoli, ai quali si è aggiunto di notte il maxi emendamento della Giunta, un articolo che stanzia 50 milioni di euro distribuiti a pioggia in una miriade di interventi locali, per i maligni interventi mirati verso i comuni dove ricadono i collegi dei consiglieri in corso alle elezioni. Micro e macro finanziamenti che hanno cercato di ricomporre una maggioranza frammentata e ormai in piena campagna elettorale, stanziamenti che vanno dagli acquisti di pulmini per società sportive, ai contributi per parrocchie, per restauri, campanili, scuole materne, a interventi strutturali per la messa in sicurezza di strade, piste ciclabili, adeguamenti di reparti ospedalieri, rifacimenti di piazze e impianti di illuminazione. La peggior manovra mai realizzata, attaccano il PD e l'Italia dei Valori. A rincalare la dose ci pensa Alessandra Moretti. Assomiglia alle più classiche leggi mancia, dice la candidata del centro-sinistra alle regionali. Quelle leggi che non hanno lo scopo di costruire una strategia di crescita, ma hanno l'unica finalità di raccogliere consenso attraverso una serie di piccolissimi interventi spalmati a un mese e mezzo dalle elezioni.